Buongiorno a tutti ragazzi, dopo Dorian stavolta c'è la volta del Giappone ragazzi, stavolta un tifone che si chiama Faxai e che sta arrivando su Tokyo, quindi già al momento ragazzi ci sono situazioni senza corrente. In effetti questo primo bilancio di questo passaggio di Faxai, che è un tifone, ha forti raffiche di vento e piogge torrenziali che hanno sfiorato i 300 mm più o meno. Quindi diciamo che questo tifone ha una pressione di 960 mbpr, quindi sta proprio andando molto forte. Venti che soffiano più o meno a 240 km/h e fra poco ragazzi entrerà proprio dentro Tokyo e quindi nel corso delle prossime 24 ore resterà sulla costa giapponese allontanandosi più o meno verso martedì o mercoledì. Quindi in effetti secondo sì, mercoledì 11, sì, sì, più o meno, sì. Domani dopodomani, diciamo, se ne andrà via da qua, diciamo dal Giappone in effetti, e arriverà sull'Oceano Pacifico in mare aperto, diciamo. Però purtroppo in queste ore, queste sono le ore più cruciali perché già sta facendo un sacco di guai, diciamo così. In effetti addirittura una donna è stata scaraventata contro un palazzo, pensate un po', l'ha alzata da terra e l'ha scaraventata contro un altro palazzo. Purtroppo la signora è stata soccorsa, tutto portata in ospedale, ma non ce l'ha fatta, riposi in pace l'anima sua. Quindi diciamo ragazzi che questi tifoni, super tifoni, uragani mi pare che stanno all'ordine del giorno perché stanno i due che stanno arrivando in Europa. Ci sta questo tifone Faxai, poi ci sta un altro uragano Fingerling, come si chiama. Quindi diciamo è un casino nel casino, cioè già qua stiamo ai primi di settembre, già stanno arrivando tutti questi uragani, quando poi è raro che si verificano in questo periodo. In effetti gli uragani, i cicloni ragazzi si verificano da ottobre in poi, ottobre-dicembre, questo è il periodo diciamo della formazione degli uragani, dei cicloni, dei tifoni, come li vogliamo chiamare, comunque di tutte queste perturbazioni abbastanza diciamo note in questo periodo. Noi invece già ad agosto abbiamo avuto Dorian in effetti, quindi già stiamo un mese in anticipo rispetto alla norma, perché come regola ragazzi queste formazioni si verificano da metà ottobre a dicembre e basta. Questo è il periodo dove si formano cicloni, uragani e questo è il periodo nei paesi diciamo l'America, Cuba, tutto il Giappone, tutti questi diciamo paesi diciamo particolari dove avvengono questi fenomeni. In Italia fortunatamente in Europa non avvengono queste cose, eppure un po' alla volta si stanno pure avvicinando a noi, in effetti che stanno arrivando a colpire pure noi, anche se in modo indiretto, ma comunque ci stanno arrivando. In effetti già Dorian è riuscita ad entrare in Europa, in effetti, cosa che non accadeva dal 2003, quando Juan, se non so vi ricordate, un uragano raggiunse più o meno lo stesso l'Europa, ma stiamo parlando del 2003, vedi non è una cosa che accade facile, diciamo. Quindi, no, non è 2013 era, sì, sì, 2013 era, non 2003. Quindi in effetti era capitato 6 anni fa. Poi non era capitato mai più che un uragano colpisse, anche se in modo diciamo declassato, l'Europa in effetti. Quindi secondo me, come già ho detto in tanti video, la colpa è il cambiamento climatico che sta cambiando la temperatura delle acque e quindi nelle nostre acque trova terreno fertile e quindi si
incammina anche verso le nostre acque, questo è il problema. Ora pure in tutta l'Italia, se andate in qualsiasi mare, sia Tirreno, Mediterraneo, l'acqua è calda, ragazzi. Quindi facilmente se un uragano si incamminasse sulle nostre acque prenderebbe forza. Ciao Arianna, buongiorno. Quindi ragazzi, questo qua che sta scatenandosi a Tokyo già ha fatto abbastanza danni. Hanno emesso anzi un'evacuazione per 400.000 persone. Ci sono state cancellazioni di treni, voli, in effetti più o meno 120 treni sono stati annullati e oltre 130 voli annullati perché non si può né viaggiare col treno e né, niente meno con gli aerei perché questo super tifone, Faxai come lo chiamano loro, sta con 20 a 240 km/h, sta spazzando proprio il cielo e quindi sicuramente i treni li farà volare via se partono. Gli aerei non riuscirebbero a mantenere questa forza di vento che ci sta, quindi hanno fatto evacuare le persone, più o meno come ho detto 400.000 persone, e quindi in questa parte più o meno di Tokyo non si può né volare né viaggiare. Hanno detto a tutti di andare, semmai chi ha posti sotterranei, cantine, queste cose qua, di scendere sotto. No, no, assolutamente no. Qua stiamo in Giappone, stiamo proprio dall'altra parte. No, è solo che si stanno susseguendo tutti queste forze, diciamo, che si stanno scatenando tutte adesso. Allora, il periodo in effetti è ottobre che incominciano gli uragani e i tifoni, però stiamo a settembre, quindi anzi, Dorian è incominciato a fine agosto, quindi sarà secondo me dovuto ai cambiamenti climatici, questo è. Secondo me troppi cambiamenti climatici hanno anticipato questi fenomeni che di solito avvengono da metà ottobre a dicembre. Quindi essendo mo i cambiamenti climatici un po' sfasati, questi sono in anticipo in effetti. Questa è forse la giusta cosa che uno pensi, ma credo che questa sia la soluzione perché se no non c'è spiegazione. Va bene ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, se ci sarà qualche altra notizia strana. No, no, perché questo qua è un tifone, non è un uragano e andrà in mare aperto e si perderà, già l'hanno detto, in effetti non è un uragano, questa qua è un tifone, quindi non avrà la forza necessaria, già farà Tokyo, come passerà Tokyo sarà già finito, quindi è solo, si tratta di oggi e massimo dopodomani è finita, però dove passerà da stasera fino a dopodomani, farà un casino, questo è. Poi già finirà, non è un uragano di quinta, quarta, no, è solo un tifone con forti venti a 240 km, quindi non si declasserà perché già è declassato, in effetti è solo un tifone. Quindi qua non ci sta proprio speranza che possa camminare. Gli uragani come sono in passato, Dorian, Katrina, Hurricane, quelli là erano pericolosi perché potevano arrivare, non dico dappertutto, ma quasi, quelli sono quelli più pericolosi, perché come sempre sono imprevedibili, quindi non sai mai che succede, stai sempre sull'alto chi va là. Va bene, ok, vabbè, ragazzi vi saluto e ci sentiamo più tardi. Buon appetito a tutti.